In Veneto sta aumentando la disoccupazione, abbiamo casi di chiusure, di multinazionali, di piccoli laboratori. È inutile che facciamo questa fotografia, la conosciamo. Mi pare che stiano finendo i soldi della cassa integrazione, stanno finendo i soldi degli ammortizzatori. Cioè lei in questo momento che scenario vede e cosa succederà nel momento in cui in Veneto finiranno anche i soldi della cassa integrazione, quella in deroga, cioè proprio quella destinata a questo mondo, cioè agli artigiani, ai commercianti, a tutti coloro che hanno meno di un tot di dipendenti. Ecco, partiamo da questo per concludere questo nostro dibattito. Ma che noi siamo chiamati a dare una risposta dell'oggi per l'oggi e siamo chiamati con grande responsabilità a vedere che cosa dovrà accadere per il futuro. Se in questi anni di grande trasformazione noi siamo riusciti a tenere una coesione sociale così netta, così evidente, è perché c'è stato un poderoso sforzo di coesione costruita attraverso la collaborazione e coinvolgimento. Tutte le regole dedicate proprio alla prima preoccupazione oggi dei nostri concittadini, che è appunto il lavoro, la sicurezza per il proprio lavoro, la preoccupazione per quello della propria azienda, dei propri figli, per il proprio futuro, per quello che è stato il grande sacrificio fatto. Beh, se noi siamo riusciti in questi anni a affrontare il tema, e guardate che dal 2007 ad oggi, lo dico a me stessa, è cambiato il mondo. Io faccio l'assessore al lavoro dal 2005, era assolutamente una cosa semplice, potevo solo immaginare cosa mettere a frutto, a disposizione per immaginare dei cambiamenti. Nel 2008 e dal 2008 noi abbiamo avuto la forza di cambiare le regole, perché prima la cassa, per esempio, gli ammortizzatori sociali non erano per questo vostro settore. Siamo riusciti a costruire delle regole capaci di tenere insieme. L'abbiamo fatto non perché la Regione del Veneto fosse dall'alto della propria conoscenza e competenza capace di risolvere i problemi, ma per cui c'è stato, a differenza di altri scenari, di altre realtà che pur vediamo riprodotte sulla stampa, c'è stata una grandissima capacità di dialogo. Il mondo dell'impresa, le associazioni di categoria, le maggiormente rappresentative soprattutto, con il mondo sindacale, certamente quello più riformista, quello più capace di stare a fianco dell'impresa, ma guardate anche quello che normalmente viene riconosciuto come quello più reazionario, invece su questi temi è stato al nostro fianco. Abbiamo cambiato delle regole, se abbiamo potuto attivare le procedure delle casse integrazioni in deroga per questo nostro settore, perché siamo riusciti a far valere la nostra voce anche sulle regole nazionali, quindi su Roma. E perché? Perché noi siamo andati sui problemi, abbiamo provato a trovare delle soluzioni e abbiamo trovato degli interlocutori attenti. Guardate che questi tre elementi non valgono per tutti i settori, valgono trasversalmente per le scelte che devono essere fatte. Se la politica non è capace di ascoltare, se non si mette nell'attitudine di ascoltare, se non si sforza non solo di ascoltare ma poi di tradurre quelle che sono le esigenze del territorio, se noi non riusciamo a fare questo, noi non riusciamo ad affrontare i problemi. La contingenza. Noi oggi ci troviamo con un governo certamente meno capace di ascoltare del precedente. E la preoccupazione che in queste ore noi abbiamo rispetto agli ammortizzatori sociali, io la condivido con la Regione Toscana, che è regione capofila della commissione che si occupa di politiche del lavoro. Il nostro interlocutore è il governo, una regione poi io credo assolutamente di destra, io con una regione assolutamente di sinistra dall'altra parte, stiamo sulle stesse identiche posizioni. Allora perché affrontiamolo oggi? Perché c'è uno stesso settore produttivo, c'è una Italia che ha le stesse problematiche e deve avere una capacità di ragionare con l'economia reale, non solamente con delle teorie, quelle con cui oggi purtroppo ci troviamo a scontrarsi. Io mi trovo a scontrarmi sistematicamente con almeno un paio di ministri che fanno tantissima teoria. Una è la Fornero. Se oggi abbiamo, e i dati sono quelli di Veneto Lavoro dell'altro ieri, abbiamo ridotto il numero di lavoratori cosiddetti intermittenti, quindi quelli a chiamata, job on call, tutte quelle contratti che erano molto flessibili, ma che davano lavoro in bianco, trasparente, regolare, perché qualcuno ha voluto costruire delle regole che di fatto stanno impedendo il dinamismo. Questa considerazione la sto facendo io, la sta facendo l'assessore di centrosinistra.
Quando la riforma Fornero riduce e ridurrà drammaticamente la possibilità di attivare la disoccupazione, noi non avremo più questa pace sociale. Allora, questo scenario drammatico deve vederci, come dire, molto operativi e tenendo insieme i tre elementi. Il primo, una forte condivisione. Guardate, se fino a ieri questo era un elemento, secondo me, molto naturale in Veneto, lo potrei mutuare tranquillamente nel mondo della scuola. Le scuole in Veneto funzionano tutte perché hanno sempre dialogato con il mondo dell'impresa. A me piace molto la storia, cerco di prendere a prestito le cose migliori. Se i grandi istituti tecnici del Veneto sono nati è perché ci fu allora il mecenatismo privato di grandi imprenditori che dissero: devo avere un dialogo con il mondo che poi verrà a lavorare da me, devo andare a dirgli di che cosa ho bisogno, investo in questo. E questa costante c'è stata fino ad oggi. Quanti di voi vanno a parlare nei centri di formazione professionale a dare la loro testimonianza? Quanti di voi donano i propri, la propria strumentazione obsoleta per la vostra capacità di produrre, ma assolutamente efficace per la scuola? Quanti di voi, ieri ero all'ennesima serata di orientamento fatta dalla Confindustria, ma ne fa Confartigianato con la scuola per genitori, lo fa il mondo del lavoro, per dire ai ragazzi: andate a scrivere negli istituti tecnici, perché qui il dialogo è vero. Guardate che dire vero significa che si vanno ad affrontare i problemi reali e si provano a trovare delle soluzioni al di là della teoria. E vado velocemente al futuro, perché noi abbiamo un momento dell'accompagnamento a fronte di risorse drammaticamente ridotte. Il dato della copertura delle casse integrazioni per l'anno prossimo è esattamente la metà del nostro fabbisogno. Una tragedia. Abbiamo un problema di disoccupazione di lunga durata, è quello con cui ci interroghiamo sistematicamente con il sindacato. Dal 1° gennaio 2013 la copertura di questo governo è esattamente la metà di quella di cui avremo bisogno. Quindi gli ammortizzatori in deroga. Questo è uno scoop, a lei piace, no? No, non mi interessano gli scoop, mi interessa neanche l'informazione. a me purtroppo, Diamo perché notizie. queste sono, lasciamo perdere gli scoop gravissimi. Questi sono, voglio dire, i giornali, cioè non si ragiona più in termini di scoop, cerchiamo di ragionare in termini di notizie. Diamo notizie in modo tranquillo, chiaro, se i giornali poi sbagliano si correggono, ma diamo notizie. Quindi per questo le chiedo dati certi, perché la gente è giusto che sappia quello che sta accadendo. La metà esatta del fabbisogno dal 1° gennaio 2013. Messa nella finanziaria, nella legge di stabilità che è in votazione in queste ore, la copertura è la metà del nostro fabbisogno ipotecario. Parliamo della cassa integrazione in deroga? Sì, in deroga, che è quella che gestisce la Regione del Veneto. Quella che gestisce il Veneto. Bene. Secondo problema, più rimaniamo fuori dal mondo del lavoro, più restiamo fuori dal mondo del lavoro. Le fragilità che noi avevamo negli anni del dinamismo, cioè l'over, allora pensate si parlava di over 45, oggi a me vengono a chiedere lavoro come a voi, padri di famiglia di 50 anni con 2 figli a carico, e non mi è mai capitato di avere così tante richieste, in qualche modo con un'aspettativa anche forse da parte della politica. E guardate, non sono mai lei che conosce, è lei che può sapere, mi indirizza, ed è drammatico quando tu hai questo tipo di problematiche. E lei cosa fa? E io oggi ho alcune risposte, non ho tutte le risposte. Dico 3 risposte reali e 2 che dovremmo invece immaginare con maggiore coraggio. Le 3 risposte reali è che questo è un tessuto che accompagna. Abbiamo investito in questi anni nei servizi per il lavoro, nel mondo della formazione buona. Quando dico di titoli, c'è anche chi fa della speculazione attorno a questo, no? La formazione professionale sono soldi buttati via. Poi quando ragioniamo con i miei colleghi, quando ragioniamo con voi e vediamo i dati, vediamo che quando si investe in formazione, i ragazzi che vanno a fare i percorsi triennali per il 75% entrano nel mondo del lavoro in maniera coerente, perché la formazione buona, quella che viene chiesta dalle aziende, non quella che viene fatta. La Regione non fa formazione, la Regione distribuisce delle risorse, cioè destina anzi delle risorse su progetti che non sono mai della Regione ma sono sempre del mondo dell'impresa, perché abbiamo capovolto il meccanismo. In Veneto non è sempre così, ma il titolo sul giornale ovviamente poi porta anche alla degenerazione. Perché ci sono anche degenerazioni. Perché ci sono anche delle degenerazioni, mi permetta. Di qualcuno che fa il furbo, di qualcuno che ci marcia sulla formazione. Ma normalmente, come sempre, quella buona e quella cattiva. Come sempre, e l'abbiamo detto prima per quanto valeva per la politica,
l'esempio negativo va purtroppo a come dire, rovinare la maggior parte Però di bisogna coloro dire quando che... c'è qualcosa di sbagliato, no? Altrimenti non faremo informazione. Il diritto di cronaca No, ma per i cittadini, non per i contesto giornalisti. assolutamente, anzi. Quindi dico, la prima cosa è quella che ci sono dei servizi del mondo della formazione buona che funziona. La seconda è che si vede che quando le progettualità sono fatte insieme, e su questo voglio assolutamente spezzare una lancia per le associazioni di categoria in generale. Guardate che andare a destrutturare i corpi intermedi, cioè non riconoscere la valenza dell'associazione, non riconoscere la valenza del sindacato, non riconoscere la valenza delle istituzioni, significa immaginare che ciascuno di noi può risolvere il problema da solo e quando ti trovi a non poterlo risolvere ti senti arrabbiato e isolato. Responsabilizziamo i corpi intermedi. Io so che quando ho davanti un interlocutore credibile e devo affrontare una crisi, magari di un'azienda importante e grave, quanto più forte è la rappresentatività del sindacato, e quindi quanto più credibile, o quanto più forte è la rappresentatività e la credibilità dell'associazione di categoria, tanto più riesco a trovare delle risposte. Oggi il ruolo dell'associazione di categoria in questo senso è fondamentale. È lei che per prima riesce a leggere il bisogno dei propri imprenditori. Settori che sono fragili, imprese che sono in difficoltà, se isolate vanno a finire male, se affrontate in maniera ordinata invece vanno a finire bene. Terza risposta concreta è quella che stiamo muovendo per lo più il mondo della scuola, quindi il mondo della formazione iniziale, anche sotto l'aspetto culturale, e vado alla battuta del video. Io credo profondamente che la cultura oggi non solo sia economia, e condivido la lettura di Marino Zorzato, ma è quella che stiamo anche mettendo trasversalmente su tutti i nostri argomenti. Quando parliamo di turismo, quando parliamo di agricoltura, quando parliamo ovviamente di attività economiche, quando parliamo di cultura, noi in giunta le vogliamo leggere come un'unica equivalenza. L'equivalenza è quanti posti di lavoro e come possiamo farli generare. Quindi il tema della cultura è un tema che riguarda anche noi e l'orgoglio, perché vedete, cultura significa conoscenza e significa orgoglio di appartenenza. Quante volte parliamo male di noi stessi? Quante volte siamo noi i primi detrattori? Quante volte mettiamo l'esempio negativo e non raccontiamo le migliaia di storie? Allora io vado e chiudo sulle due proposte. Ogni settimana vado a visitare 3 aziende di media, perché quelle con le rogne mi vengono in casa, quelle buone vado a cercarle. E il tam-tam è quello ormai, mi invitano, perché? Perché sono orgogliosi di raccontarmi la loro storia. E poi mi dicono anche tutti i problemi del caso, e sui problemi poi cerchiamo, no, di fare la sintesi, questo è il ruolo della politica e anche quello del decisore. Ma se, e sono le due cose, se noi coraggiosamente non diciamo, e guardate lo dico a me stessa perché l'ho già espresso ad alta voce, io non voterò nessuno che non mi dica che abbassiamo le tasse e come le abbassiamo, e le voglio vedere veramente. Faccio obiezione di coscienza da rappresentante politico. E secondo, credo che oggi il tema della difesa dell'interesse nazionale, che riguarda il Made in Italy, riguarda i settori strategici, riguarda l'orgoglio della nostra terra e della nostra patria, se non ci saranno questi due elementi, io credo che difficilmente, no il Veneto da solo, sapete, ma nessuna delle nostre aziende da sola riuscirà a risolvere il problema. E chiudo con questa provocazione. Di recente ho incontrato il mio collega omologo della Carinzia. 10 SRL al D aprono in Carinzia. È un problema. E io devo affrontarlo questo problema. Sapete cosa mi ha detto questo straordinario assessore che parla benissimo l'italiano e io non parlo il tedesco? Primo problema. Perché se noi siamo terzisti dei tedeschi, io non parlo tedesco, parlo l'inglese male e purtroppo la mia cultura è anche quella delle nostre scuole e dei nostri studenti. Ma la seconda cosa è che lui mi ha detto che sua figlia la fa studiare in un liceo paritario a Udine. Chi ha di noi parlato bene, speso bene parole sul nostro sistema scolastico? Eppure abbiamo dei livelli altissimi. Chi parla bene di noi? Questo assessore dinamico, brillante, giovane, capace, avvocato che si occupa di diritto societario, decide che la figlia la fa studiare in Italia in un liceo paritario. L'intendimento, e questo lo chiudo, è quello di cominciare ad essere un po' più orgogliosi di noi, un po' più capaci di fare squadra,
Perché se una piccola realtà come la Carinzia pensa di venire a fare shopping in Italia e in Veneto e noi non ci rendiamo conto che per rimettere in fila le cose dobbiamo muoverci tutti insieme, beh, anche le cose pratiche, concrete, le tante cose che facciamo spessissimo fatte con l'associazione di categoria non avranno grande senso. Grazie.